Difendi, dribbla, attacca, manda a segno quella palla, fischio d'inizio, comincia il programma penalty play, ok, la curva salta, ole ole, accendi quella TV, ole ole, presenta Tortorici, ole ole, commenta il doppio incontro, ole ole, canale 78. Se cerchi il meglio del calcio dilettantistico, ci Tortorici allo schermo, il canale è giusto bro. Manda a segno quella palla e fai gol. Qui niente fuffa, si commenta il vero sport. Rivedi le partite coi protagonisti, l'allenatore, il calciatore, i giornalisti, i punti di vista, i risultati e le classifiche. Qua si fa calcio, non si pettinano bambole. Difendi, dribbla, attacca, manda a segno quella palla, fischio d'inizio, comincia il programma penalty play, ok, la curva salta, ole ole, accendi quella TV, ole ole, presenta Tortorici, ole ole, commenta il doppio incontro, ole ole, canale 78. Lo sport, il calcio e non solo. Tutto questo è Penalty Play. Gli approfondimenti sportivi, le notizie, gli ospiti, le interviste dal mondo dell'attualità, la cultura e lo spettacolo. Penalty Play, curato da Ettore Tortorici. Buon pomeriggio amici di Gold 78, buon pomeriggio amici di Penalty Play che ritorna in scena per l'ultima puntata della settimana. Oggi è un venerdì dedicato come al solito al calcio dilettantistico e nazionale che ritorna in campo naturalmente domenica. Siamo in onda tutti i pomeriggi tra le 14.30 e le 15.30 e come dico sempre io, tra un caffè e un digestivo. Io so chi prende il digestivo, soprattutto colui che il venerdì mi viene a trovare settimanalmente. Parliamo di Giuseppe Rapisarda. Buon pomeriggio Giuseppe, ben trovato. Grazie Ettore e buon pomeriggio. È vero che confermi che prendi solo il digestivo e non il caffè a quest'ora? Assolutamente sì. Senti, hai dovuto digerire molto bene comunque questa settimana la brutta prestazione del Catania a Matera. Sentiamo subito il tuo parere, poi presento l'altro ospite. Si è creata una discreta mappazza, sì, quindi insomma siamo in via di digestione. Quindi vuol dire che ancora non si è completamente diluita. No, poi anche perché comunque ne parleremo durante la trasmissione. A parte una prestazione che poteva essere migliore, mi pare che sia stata la settimana degli arbitri, comunque. Sì, in un certo senso sì, anche la settimana degli arbitri. Ma insomma ma non soltanto a livello diciamo giovanile oppure che so a livello semiprofessionistico, dilettantistico, anche a livello internazionale. Non ci siamo fatti mancare niente. Non ci siamo fatti mancare accennavamo nulla. prima di andare in onda. È vero. Sì. L'ospite di questo venerdì ritrovo un amico carissimo, il direttore sportivo Santo Palma. Buon pomeriggio Santo, ben trovato. Buon pomeriggio Ettore, buon pomeriggio a Quest'anno tutti. sono state poche le occasioni che ci hanno visto insieme per parlare di calcio, è successo di tutto, sei andato anche a Ragusa, toccata e fuga, fai bene ogni volta a capire che quando è il momento di andare via, giustamente vai via, perché in questo calcio qualcuno deve prendersi delle responsabilità. In questo caso il Città di Ragusa doveva prendersi le sue responsabilità, non è riuscito neanche a salvare la categoria ed è giusto che comunque la tua figura non venga a questo punto neanche macchiata su errori non tue. Ma onestamente mi conosci, non mi piace scappare o fuggire dalle responsabilità. Evidentemente se le cose sono andate male è anche un po' colpa mia, quindi indipendentemente da quello che potevo fare o non potevo fare. Invece io mi auguro che una città importantissima come Ragusa invece possa immediatamente ritornare non solo in eccellenza, certo. Perché comunque parliamo di una grandissima Chiaro, piazza, capoluogo di provincia, una città certo, strepitosa e certo. di gente con tantissima cultura calcistica e non. Abbiamo saputo tramite la presenza di Alessandro D'Antoni domenica a penalty che comunque per la prossima stagione a Ragusa l'idea ancora una volta di ripartire seppur dalla promozione con un obiettivo ben preciso, far rispuntare l'entusiasmo e tu che hai vissuto a Ragusa l'entusiasmo forse mancano i mezzi. L'entusiasmo manca perché in questi anni è mancato un progetto importante in una città importante. Ragusa è una città borghese, non è una città dove può arrivare chiunque, dire 4 fesserie e far abboccare le persone. Ragusa è una città con grande cultura sportiva, certo,
ed è una città che comunque riesce subito a capire se chi va con un concetto importante e con uno sviluppo importante, perché ribadisco è una città che ha un tasso culturale veramente altissimo, difficilmente sappiamo. riscontrabile Tra l'altro anche un nelle centro città commerciale siciliane. non di poco conto, No, con Vittoria, Modica. sotto questo aspetto è la provincia più ricca in È vero, assoluto è di vero. tutte le 9 province siciliane, quindi È vero, è vero. io mi sono trovato da Dio e spero di ritornarci anche molto presto. Cosa manca? Allora cosa manca? Bella domanda. Cosa Manca soltanto un presidente vero. Oggi purtroppo i presidenti Tenuto veri- conto che parliamo di cultura sportiva e di una sì, manca- Il provincia problema è che quando opulenta, parliamo di presidenti però veri manca sono quelli che hanno il qualcosa, portafoglio. no? Esatto. manca- Qualcosa deve pur mancare alla Assolut- Ragusa, perché fuori dal calcio che conta da tempo immemorabile. Non è vero che lo è, del tempo immemorabile, Parliamo di dal Lega Pro. 2006, sono 12 anni, non è un tempo Beh, immemorabile. 12 anni mica sono pochi, Lo so, però non credo siano questi i tempi Sì, beh, biblici. questo eh. sicuramente, questo Cosa sicuramente. manca? A Ragusa manca un presidente serio, un presidente Per che riesca una- a fare... Se parametriamo le involuzioni calcistiche che si hanno nel centro-nord e parliamo di città evolute, 12 anni sono tempi biblici. Assolutamente sì, questo sì, però tra noi e il nord c'è una differenza culturale che è più di 50 anni, nello sport addirittura di 100, perché noi non capiamo nulla, non abbiamo strutture, se abbiamo 10 lire No, rispondiamo... comprendiamo, ma non abbiamo mentalità. comprendiamo neanche, non sono tanto d'accordo, ma io parlo per me, non comprendiamo perché se ne abbiamo 100.000 euro li spendiamo sui calciatori e non sulle strutture, quindi noi non comprendiamo nulla. Comprendiamo, Senti, comprendere vuol Allora, dire... caro Santo, che anche quando abbiamo le strutture come a Catania, perché noi abbiamo un centro come E per Torre questo del solo Grifo, siamo vivi, abbiamo altrimenti abbiamo pure problemi che stiamo Ma avendo. quando ci dico, mancherebbe. ma quando dico, Dico perdonatemi, ma quando io dico manca qualcosa, o meglio, quando si dice in questa occasione manca qualcosa, io dico sempre manca un presidente che abbia un portafoglio privato, nel senso che è pronto sì a investire, ma con i propri soldi, perché il 99% dei presidenti, probabilmente sicuramente in quelle categorie dei dilettanti, intendono un presidente che usufruisce o di contributi o di partners o di sponsor, quando invece secondo me il calcio va fatto infatti- anche con il portafoglio E personale. infatti stavo rispondendo a questa domanda, cosa manca a Ragusa? A Ragusa manca un presidente che faccia da collante fra tutte le componenti, perché ricordiamoci che oggi per far calcio non basta solo un presidente. Sì. Se tutte le componenti di una città non vanno nella direzione giusta, chiaro. rimani dove sei. Ci vuole la politica, ci vuole il mondo imprenditoriale, ci vogliono tantissime cose. Le istituzioni devono essere la base, ma non vuol dire mettere soldi. Perché l'istituzione non può mettere soldi, l'istituzione fa un altro lavoro. ma deve Succedeva stare tanti accanto alla società. anni fa, era così e tu lo sai. Ma tant'è vero Però che... per fortuna le cose sono cambiate. Anche perché sono finiti i soldi alle amministrazioni. Ma che non hanno ribadisco, sai cos'è stato il completamente brutto voglia investire di sul quegli calcio. anni là? Che i soldi che davano le amministrazioni andavano nelle tasche sbagliate, Bravo, andavano nelle strutture, bravo, andavano bravo. nelle tasche di chi Bravo. anno per anno stava in quelle società. Certo. Cosa hanno lasciato? Nulla, non c'è una struttura neanche nulla. a Catania. Il Nulla. selvaggio è come lo ricordiamo noi. Il Selvaggio è una struttura Sì. straordinaria. Né più nemmeno straordinaria. con, Ancora oggi puoi fare la serie la Lega Pro, quindi... Sì, è un campo omologato. Io ricordo il vento del selvaggio. Sì, Quella è beh, la zona purtroppo. zona del Non a vento. caso la zona si chiama Selvaggio proprio per questo, perché è C'è un aperta. vento, c'è un vento. Bene, allora nel frattempo che i nostri ospiti gustano caffè o digestivo, il digestivo va giustamente per il nostro Giuseppe Rapisarda, mentre invece tu cosa prendi dopo Io pranzo? sono un caffeinomane. Ah, benissimo, allora, gusterei il caffè che è già pronto. Facciamo vedere subito la schermata a questo punto dei nostri contatti per mettersi appunto in linea con noi di Penalty Play. Abbiamo una linea WhatsApp aperta 24 ore su 24, 328 5358 101, oppure eventualmente l'indirizzo email format.tv@penaltyplay@tiscali.it. Siamo anche in diretta sulla pagina Facebook di Ettore Tortorici. Allora, partiamo dalla Lega Pro. Partiamo da questa Serie C, partiamo indubbiamente da una situazione che attualmente a Catania ci vede sofferenti, dico bene, la parola è sofferenti. Veniamo da una sconfitta... O insofferenti anche. No? Sofferenti e insofferenti, sì, mi piace abbinare anche quest'altro aggettivo. Diciamo che veniamo da questa sconfitta col Matera, adesso sentiremo anche i nostri ospiti proprio specificatamente intanto sulla partita e poi parliamo anche nella prospettiva. Santo Palma, la partita di Matera ha probabilmente fatto capire a tutti che il Catania è in sofferenza, credo. Ma guarda, dico la verità, io sulla partita di Matera non sarei così tanto
a livello di prestazione intendo, Sì. perché il Catania forse ha fatto uno dei più bei primi tempi che io ricordi quest'anno. Questo è anche attenzione. vero, questo è anche perché vero. finalmente diciamo Però che... poi dopo cosa succede? No, perché finalmente diciamo che c'era una squadra con caratteristiche adatte al modulo espresso in campo. Finalmente avevamo un 4-3 con Russotto e Di Grazia. Poi succede che al primo tempo fai gol e non te lo danno, un calcio di rigore sull'area non te lo danno. Sprechi 5-6 occasioni importantissime. Quello ci sta nel calcio. No, voglio dire, Quello ci ci sta. mancherebbe. Poi sprechi 5-6 occasioni Certo, importantissime non sfrutti. che in genere li fai in 3 partite, ok? E poi c'è la squadra avversaria, trova gol. Il secondo tempo è stato un po' diverso, si è ritornati a un po' mischiare le carte, infatti non appena sono state fatte le sostituzioni il Catania ha smesso assolutamente di giocare, Quindi, subendo ma ti ripeto, giustamente io la forse è sconfitta. stato uno dei più bei primi tempi che ricordo del Sono Catania d'accordo quest'anno. perché effettivamente dice bene Santo, il primo tempo la squadra comunque l'ho vista abbastanza battagliera, quadrata, vogliosa anche, con un secondo me ritrovato Russotto che sicuramente verrà utile in prospettiva playoff. Certamente Di Grazia non è ancora al top, forse perché gioca poco, e perché gioca poco, come mai gioca poco? Questa è una domanda che un po' tutti Vabbè, noi tutti lo ci sanno poniamo. perché. Contrattuali. Credo che Di Grazia beh, stia andando via a scadenza quest'anno. sì, Quest'anno sì, va a sì. scadenza E questa cosa qui se non ricordo male, l'abbiamo capita dal primo tutti. luglio sarà a parametro zero, quindi è ovvio che la società non punta più No, su Di non Grazia. punta- È ma come normale. mai non punta su Di Grazia? Come mai la società, per esempio, Giuseppe, non punta su Di Io Grazia? questo non lo so, non amo questo tipo di ricostruzioni, invece amo vedere la squadra in campo e ho visto poi sostanzialmente la stessa partita del direttore Attenzione perché non mi Palma. stai rispondendo alla domanda su Di Grazia. Però siamo in Ma confidenza, allora, lo possiamo dire. Io credo che la società Abbia fatto delle scelte, fa le forse. sue valutazioni Certo. ed è opportuno farlo. Un giocatore professionista, Certo. perché di questo parliamo, si deve far trovare pronto quando è chiamato. Questo sicuramente, anche se le occasioni sono sempre ci poche. sono giocatori che non rinnovano in altre squadre che sono protagonisti di prestazioni eccellenti. Certo. Non dimentichiamo che il Matera era privo di diverse pedine che sono state rinunciate dalla società per i noti problemi economici. 19 punti di penalizzazione che l'hanno fatta che ha il letteralmente club di uscire fuori dai Columbella, playoff. e mi pare che, voglio dire, il Matera non sia stato così svizzero e preciso nel pagamento degli emolumenti anche a, Ed è chi, giusto che anche a paghi. chi gioca. Ed Quindi è giusto che paghi, ritengo certo, ci che mancherebbe. se un giocatore poi renda o meno dipende dalla professionalità Chiaro, del giocatore. chiaro, Poi chiaro. se la società nelle sue valutazioni, che per me sono insindacabili in questa fase, ritenga di non rinnovare il contratto, questo sono pareri del direttore Lo Monaco che a me non spettano. Certo, Io voglio ci vedere il Catania mancherebbe, vincere noi non come- vogliamo come giudicare l'operato, sportivo. chiaro, è logico. Dopodiché Chiaro. anch'io mi sono accorto che il Catania nel primo tempo ha fatto la sua dignitosissima partita e l'analisi del direttore Palma è assolutamente efficace ed esaustiva in Condividiamo, tal senso. certo. Tra l'altro è raro, lo dico senza polemica, vedere nella stessa azione due topiche da somaro da parte dell'arbitro, perché in una stessa azione abbiamo assistito a un quasi muro pallavolistico da parte di un difensore del Matera e poi un gol regolare annullato nel susseguirsi dell'azione, se la memoria qualità degli non mi arbitri in trae Lega in Pro, inganno. insomma, dovremmo se sono aprire scarsi in Serie A, una puntata immaginiamoci. piena. Dopodiché ha avuto 5-6 occasioni, le ha fallite, giochiamo con gli avversari, ha perfettamente ragione. E più che altro quello che mi preoccupa, io ripartirei dalla analisi di Auteri, che uno è un uomo che mangia pallone e la cui competenza può essere non simpatico, ma è un uomo assolutamente competente. Sono state parole di anche in calcio. un certo senso pro Ma Catania. misurate, sì, ma pro Catania. è stato molto misurato, ma molto efficace nel dire che il Catania in questo momento è nervoso. Se a questo uniamo che non è la prima volta, direttore, che nelle sostituzioni non si trae giovamento, ma si trae nocumento, cioè danno, nel senso che lo dice un uomo di calcio come lei, io da sportivo, da tifoso, voglio dire, davanti, A me l'ha detto la partita più che onesta. sì, no, dico, Attraverso la se mi lettura consente, lei ha una potuto lettura più specifica rispetto a quella di un semplice sportivo, e anch'io mi sono accorto che l'azione del Catania si è involuta a seguito delle sostituzioni, quindi mi sembra un dato che è abbastanza evidente, e questo è preoccupante. Io direi che proprio è tutto l'ambiente, perché a proposito, lo dicevamo a proposito di Ragusa, ma vale per tutte le piazze. Chiaro. Adesso noi dovremmo fare i playoff ricompattandoci e resettando quelle che sono le tossine che ha lasciato il problema non è la proprio partita di questo, Matera. il problema è Non proprio tanto, questo. le tossine sono quelle
Di una stagione. Di una stagione, per non andare lontano, quelle di una partita infatti il problema- come quella col Trapani, dove il problema è Trapani c'è questo. stato superiore. Ma il Trapani c'è sempre stato superiore quest'anno. All'andata e ritorno. All'andata e Sono ritorno. ma la mia preoccupazione è che il Catania ai playoff, Sì. l'ho detto sia in radio, ma l'abbiamo detto nella Sì. puntata precedente, direttore, e questa è la mia preoccupazione. Io ho visto Catania-Cosenza, questo arrancare affannoso dei rossazzurri dietro il Cosenza, che appena andava in avanti faceva male. Tanto che era E anche il andata Francavilla male. quando è venuto al Catania Ci- Juve al Stabia Cibali, 0-0, sì, abbiamo avuto 1 o 2 occasioni, ma insomma alla fine è stata una partita schermata, bene da Caserta. Catania Trapani, voglio dire, quando noi affrontiamo quelle che saranno lo stereotipo dell'avversario che avremo Abbiamo ai playoff, difficoltà. noi al Cibali, al Massimino, abbiamo difficoltà e facciamo, come diciamo a Catania, andappiamo sempre in lo stesso muro, cioè non abbiamo una diversificazione sul tema, non ci proviamo neanche a cambiare, Cioè- a sparigliare le carte, cioè della sembriamo serie- prevedibili, questa è la mia impressione. Quindi della quando serie attacchiamo. in partita è difficile poter cambiare l'andamento di un incontro attraverso Secondo me alcune il mosse. materiale umano la squadra ce l'ha. Allora, Santo, No, secondo me ce l'ha il devi sentire materiale anche la per tua. sparigliare le carte. Se non la voglio mettere in difficoltà. no, e lei mi ha dato moltissimo materiale a cui poter rispondere. Bene, vai. Allora, comincio col fatto che il Catania sia una squadra nervosa. Una squadra che lavora per ben 9 mesi con un unico obiettivo, che è quello di arrivare primo. 7 giorni fa perde questo obiettivo, Certo, col nella Trapani. sconfitta in casa col Trapani, e perde anche un altro obiettivo molto importante, probabilmente, che è quello del secondo posto. Che è molto importante in prospettiva playoff, e quindi certo. il nervosismo credo che sia una cosa a dir poco normale in una squadra di calcio. Cioè la tensione delle situazioni negative che sono successe può portare... Ma ti porta il non raggiungimento del primo obiettivo, dell'obiettivo primario, che era la conquista del primo posto, ti porta anche a essere più nervoso. Chiaro. Ed è chiaro, normale. questo è La anche pressione vero. che poi c'è in Questo è questa anche città, vero. che è fantastico per chi fa il nostro lavoro, Però ti dà anche un pizzico di nervosismo. Per quel che riguarda invece le gare interne a cui facevamo riferimento prima, allora il Catania perché soffre quando deve andare a fare la partita in casa? Soprattutto quando le squadre avversarie hanno delle come caratteristiche dice Lucarelli tecniche. c'è troppo pubblico. Battuta però. Sì, assolutamente. Queste sono le sue Allora, parole. il Catania non è una squadra di passo, il Catania è una squadra molto compassata, sia nei suoi 3 centrocampisti centrali, Sì. sia nei 3 attaccanti, quando non gioca né Di Grazia né Russotto. L'unico che ha un po' di passo è Mannè, ma Mannè non è un attaccante, ha passo ma ha pochissima qualità, Certo. non ha tempi di gioco, con o senza palla, e quindi soffre il Catania, perché le altre squadre avversarie basta che ti vengano a fare un pressing alto, non ti permettono l'uscita su Lodi, non ti permettono l'uscita su Biaggianti, e il Catania è costretto solo a fare giri palla sterili E infatti per più di 40-50 minuti. È stata la formula del Trapani, del Francavilla quando è sono venuto tutte qui uguali, al Massimino. ma le partite che in casa che- ho visto io sono tutte uguali. Gli Quello avversari dicevo. ci vengono a prendere, poi la qualità del Trapani non è quella del Francavilla, Certo, e la, quindi la qualità del vincono Trapani poi le partite non è gli quella del avversari. Siracusa. Chiaro. Ecco perché poi il Trapani riesce anche a farti non solo gol, ma anche tanto male, perché il passo del Trapani è assolutamente diverso. E voglio ricordare anche che questi allenatori si studiano totalmente in sede di preparazione sono della dei- gara. sono dei E professionisti. l'organico tripesco del Catania è un organico fortissimo, però è un organico che ha certe caratteristiche. Tu sei all'attacco nei 3 attaccanti, Sì. non metti Russotto e Di Grazia, non giocherai mai sulla superiorità numerica, non andrai mai in fondo Chiaro, al chiaro. terreno, perché né Barisic né Mannè hanno queste caratteristiche. Chiaro, chiaro. Infatti queste caratteristiche che tu hai disegnato in campo hanno delineato a questo punto effettivamente il vero volto di questo Catania che dovrà andare ad affrontare i Però playoff. il punto, direttore, è vero, la sua È analisi vero, è è vero, lucida è e davvero non ci sono dei controrilievi da fare. Da sportivo le dico che però qualcosa bisogna inventarsi, Vabbè, nel questo- senso che, come ha detto lei, Assolutamente. in determinate partite abbiamo assistito allo stesso canovaccio e non le abbiamo vinte. E nei playoff evidentemente non c'è una replica, non è che i playoff sono quelli. Se sbagli dentro, vai a fuori. casa. Se sbagliamo andiamo a casa. Siccome generalmente il Massimino è un fortino, ora al di là poi delle dichiarazioni di Lucarelli, Sì, a me, sì, non, no, a me non vabbè, preoccupano la mia era tanto una le battuta, dichiarazioni poi neanche a me post partita di Lucarelli, Che non preoccupa. ha perché poi detto una venga- cosa, attenzione, non strumentalizziamola, perché non ha detto una cosa inesatta. Per una squadra che è abituata a giocare davanti a 12.000 persone, trovarsi in una partita 23.000 persone ti mette pressione, non vuol dire quella che è tu devi Catania, perdere, quella è Catania. ovvio,
Allora non vieni a giocare a Catania, io Esatto. ci sarei arrivato a quello. Infatti. Se tu però non vuoi queste pressioni, non vieni a giocare a Catania, vai a giocare a Francavilla, giochi davanti a 2000 persone. Assolutamente. Però quello che diceva Lucarelli, tutto un fondo di verità ce l'ha. Era ovvio che non doveva dirlo in quel momento perché è sembrata una scusa. Tutto Sono qua. dell'idea, come al solito, sono che state Mourinho aveva decontestualizzate. ragione. Un allenatore dopo la partita Non non dovrebbe dovrebbe parlare parlare, mai. perché è talmente preso dalla foga della partita, dall'emozione, dalla tensione, che magari rischia giustamente di dire qualcosa che in quel Sì, ma momento è la forse prima non è volta che adatto. sentiamo, ripeto, per Non è quanto la prima volta, strumentalizzate, questo sì, per sì. quanto poi estrapolate da un contesto Certo, dove poi chiaro, quelle chiaro. dichiarazioni sono d'accordo, possono avere un contenuto Chiaro, logico, quindi chiaro, non, giusto, non le giusto, esasperiamo Giuseppe, più di tanto. certo. Quello che invece a me preoccupa, perché non è che con le dichiarazioni facciamo gol o autogol, Assolutamente. è il modo di stare in campo. Cioè Questa la è mia situazione preoccupazione negativa. e non è neanche arrivare, certo se arriviamo secondi è pure meglio che arrivare terzi, Certo. no, Catalano, Un turno e meno, abbonati- quindi 2 partite. Esattamente, però è come giochiamo in casa. Perché noi il Cosenza della situazione, a parte che il Trapani lo troviamo ai playoff, non è che è salito con la vittoria, infatti, cioè, prima o poi ce lo ritroviamo. sì. Ma dico, Certo. io ecco, non cito neanche il Trapani, perché il Cosenza ha meno qualità del Trapani. La mia preoccupazione è trovare, io l'ho vissuta come un incubo, e tra l'altro l'ho vissuta in curva, Catania-Cosenza, è proprio, vi prego di credermi, la frustrazione da impotenza. Cioè non è che siamo stati sfortunati, non eravamo capaci di... E quello allora, è un problema. E allora quando ci sorgono... Cioè sto 2-2 è stato proprio quando ci sorgono queste arrancando, domande- è sembrato proprio di scalare 2-2. Quando arrivano queste domande da parte di Giuseppe, da parte del pubblico, da parte dei tifosi, forse qualcuno potrebbe anche darci delle risposte, ma questo è un altro discorso. Voglio farvi vedere la schermata attuale di questa classifica di Lega Pro, dove come tutti ben sanno, per la gioia soprattutto degli amici pugliesi, il Lecce è ritornato in Serie B, classifica che poi a seguire vede appunto Era il il Trapani. sesto tentativo, no? È il sesto anno, sì. Il Trapani con 68 punti, poi il Catania con 67, 54 la Juve Stabia, 51 il Cosenza, 50 Monopoli con il Rende, 47 la Casertana, 46 la Sicura Leonzio ed infine la Virtus Francavilla con 45. Mi fermo alla Virtus Francavilla perché come tutti ben sanno chiaramente il Matera con i 19 punti di penalizzazione insomma acquisiti durante tutto l'anno calcistico, falsando in un certo punto a questo punto il campionato, perché una cosa è prenderli all'inizio, una cosa è prenderli alla fine addirittura Ma sai che c'è di buono escludendoli. però in questa cosa? Che secondo me non passano il campionato, perché i punti che tolgono a Matera non vanno a nessuno. Sì, Passano però la posizione del Matera, il loro campionato falso. però è anche Direttore, vero. sa cosa c'è? Vai. Ma adesso se non paghi, Sa è giusto cosa- che tu dici, certo, no, chiaro. Ma credo, adesso io non faccio il ventriloquo di Ettore, il problema è un altro. Generalmente l'ordinamento sportivo si basa sulla effettività della sanzione. Cioè se io ti levo 19 punti ma non succede niente, scusatemi di intercalare Chiaro. in lingua madre, Non ho concluso più di non tanto. abbiamo fatto niente. Ma Cioè, sempre così no, deve nello essere sport è sempre così. E nelle varie sentenze che hanno riguardato vari ricorsi, li ho letti, anche hanno riguardato i ricorsi del Catania Sì. in epoche Ecco, dacci recenti. un chiarimento. Loro si basano sulla afflittività della pena. Cioè la pena deve essere afflittiva, cioè ti deve procurare un danno sportivo. Ma nel calcio italiano non è mai così. Al C'è un Catania, patta per quando pochi si parlava del Catania, al Catania è successo, ma Cioè, il evidentemente io mi Matera il rendo prossimo conto anno che ritorna di l'ordinamento nuovo- sportivo per il Catania storicamente segue delle logiche. Quindi il Matera il prossimo anno quando tutte ritornerà sue. in Lega Cioè, secondo Pro- me 19 punti no, se a un certo punto Li devi tu ti dare per l'anno incalani, dopo. ti Dai, ieri per incanali l'anno 2-3 violazioni, te ne vai in Serie D, perché c'è gente magari in Serie D, lei mi insegna che fa sacrifici però si tiene il bilancio. Assolutamente. Così come in Serie C ci saranno squadre possibilmente, io non le conosco, non voglio fare il solone, ma che non cito l'Andria, comunque che hanno i bilanci a posto e che non faranno probabilmente Neanche non faranno i playoff, però hanno comprato quei giocatori, hanno tenuto un budget Certo, serio, certo. e però 19 punti, dopo che adesso abbiamo levato 19 punti, a parte, concludo, i 19 punti del Matera gliel'abbiamo levati quando incontrano il Catania ancora avevano la possibilità Certo, di fare. No, certo. loro lo sapevano già. Anche se come- già lo sapevo, probabilmente- però, Sì, ancora, sì. però la Allora, classifica Ma io diffido effettivamente- sempre Allora, delle questo- sanzioni ad orologeria. Sì, questo sì, però tutti sanno, e tutti parlo, tutta la Lega Pro sa chi va a prendere le penalizzazioni, lo sai già, sei tu, io sapevo Su già, questo- lo so da 15 su giorni questo che al sono Matera d'accordo, serve è la- vero. Io non faccio la Lega Pro, lo sanno Il problema tutti. è e siccome lavorano. tu, voglio dire, devi scontare una pena, comincia ad andare a Piazza Lanza, non deve mangiare. Cioè, diventa... Sì, questo sì, però ripeto, Sì, però capisco è che il purtroppo senso, su questa capisco. cosa i punti di penalizzazione si pigliano ogni 3 mesi.
Perché tu ogni 3 mesi devi esibire i pagamenti. Se non Quindi li hai prima se esibiti, prima non giustamente, passano i 3 mesi però, e poi vengono però tutto... come hai detto fai? bene Sì, è un tu, problema. oltre, Mi rendo conto che è un problema. oltre ai punti giustamente di penalizzazione nella stagione in corso, è giusto Penalizziamoli per l'anno penalizzare anche per la stagione Esatto, successiva. cioè se il principio dell'afflittività della pena, invece di levarli ora, che non serve proprio all'afflittività, al concetto stesso, Vanno tolti anche per la glieli stagione levi successiva. l'anno Infatti al Materano hanno prossimo. tolto quei punti precisi che gli permettono di non fare il play-out. Praticamente sì. Guarda caso, Guarda non credo caso. che sia un Guarda. caso. Ma quale caso? Questa Ma è la la prossima storia del volta, calcio italiano, se quindi Colummella di che vogliamo dovrà parlare? come dire, evadere le normative in tema di adempimenti fiscali e tributari, farà la stessa cosa. Assolutamente. Perché comunque alla fine è un buffetto. Ma E funziona come diceva così. Ettore Tortorici la scorsa, no, lo diciamo con un tuo ospite, con Angelo Leno, Sì, con 2 Angelo puntate fa, dicevamo, insomma, a un certo punto, siccome tra l'altro è una squadra a corto di denaro e sappiamo tra l'altro sto bello terno all'otto che sono sti playoff, perché dovevano spendere i soldi dei playoff? Alla fine ci fecero una cortesia. Certo, perché non tra avrebbero l'altro, potuto se neanche già è un mantenerli. problema per il Catania o per il Trapani andarsene in Serie B con i playoff, io ritengo, vero che ci ha battuto domenica, rifacciamola 100 volte con un arbitro magari più savio. Può darsi e che sta avremmo partita anche vinto magari la partita. finisce forse in maniera diversa. Assolutamente. Bene, allora guardando appunto la classifica, se cortesemente un attimo soltanto la regia coordinata da Andrea Salerno e Roberto Di Marco mi mandano la schermata, eccoli qui, velocissimi, grazie. E effettivamente adesso potenzialmente Trapani, Catania e Juve Stabia superano il discorso della prima parte dei playoff e entrano adesso in questo momento nei playoff con un turno di eliminazione: Cosenza, Monopoli, Rende, Casertana, Sicula Leonzio e Virtus Francavilla. Gli accoppiamenti attuali, perché bisogna a questo punto aspettare anche gli incontri di domenica, sono Cosenza Francavilla, Monopoli Sicula Leonzio e Rende Casertana. Però è chiaro che alcuni incastri di partita potrebbero anche un po' scambiare le carte, potrebbe anche succedere. Ecco, attualmente sarebbero questi. Però, e così chiudiamo anche il discorso di Lega Pro, voglio sentire una battuta con i miei 2 ospiti. Ieri abbiamo avuto al telefono Davide Vignemi, direttore sportivo della Sicula Leonzio. Diciamolo pure che inaspettatamente, grazie forse al Matera che viene eliminato, grazie a un Siracusa anche lui eliminato con i punti di penalizzazione, anche se la squadra era un po' in crisi, l'ingresso della Sicula Leonzio può diventare secondo me una mina vagante per qualsiasi squadra. Santo. Beh, io dico la verità, la Sicula ha fatto un grande campionato da neopromossa, Certo. indipendentemente che fosse arrivata nona piuttosto che 11ª, c'è soltanto da dire brava la Leonzio, ma credo che abbia zero chance. Diciamo per che il quel campionato riguarda- l'ha già vinto così. Assolutamente sì, credo che comunque nei playoff non vedo moltissime chance per la Leonzio, ma per l'organico che ha un organico da 10° o 11° posto nel girone C di Lega Pro, che è buonissimo, Che buonissimo, come primo anno come primo anno è soprattutto, per una squadra che fantastico, non ha giocato ma non quasi mai in credo, casa. a meno che di favole tipo Grecia nell'Europeo, che la Posso Leonzio fare possa una andare domanda? Come avanti. vede Cosenza e Monopoli? Beh, Sì, sono ma due... nessuno mi parla del Francavilla, che Sono io due buone amo squadre. come gioca, Allora, queste sono due buone squadre. Però voglio sottolineare una cosa. Una cosa sarà fare il playoff fra di noi nel girone C. Una cosa è andarci a confrontare con il girone A. Chiaro. Posso garantirvi che la qualità è completamente un'altra. C'è il senso Maggiore. in peggio o maggiore? Ma molto, molto maggiore, di gran lunga maggiore a quello che è il nostro torneo. Quindi non è detto proprio che, insomma, superata questa prima impasse del nostro girone, le squadre che andranno ragione poi a il direttore, scontrarsi... sì. Ma, Abbiamo visto ma negli guarda anni che precedenti. non... Sì. Nessuno della... Le intappate sono state Lecce ma compreso. nessuno del Lecce girone, Lecce ma nessuno del compreso. girone C è mai andato avanti. Non mi ricordo Vero, ha una ragione. finale. La qualità è completamente diversa, quindi ecco perché nel girone C si vuole arrivare primi, perché poi scontrarsi lo stesso con il girone Foggia A di e B. De Zerbi col Pisa di Gattuso Perse. ed era, attenzione, con tutto il rispetto, lo dico da sportivo, a Lecce, Trapani e Catania, quel Foggia di De Zerbi era uno squadrone. Certo. E giocava a calcio veramente. E giocava a calcio. Il Benevento Todori poi è salito. No, il Benevento, Dico, ma salì erano squadre direttamente. maggiori, ecco, più forti. C'era il secondo me, Lecce del che poi Lecce venne di quest'anno. eliminato. C'era il Lecce Beh, che ogni poi venne eliminato. anno
No, quel Foggia di De Zerbi io l'ho Ma visto, era calcio, era calcio vero. ogni anno fa storia a sé. Sì. Credo che comunque il nostro girone l'abbia vinto la squadra che l'ha meritato. Credo di sì, Non c'è credo dubbio. di sì. Sono In 6 tema anni, di continuità, sono no, 6 anni c'è che dubbio. investono, sono Se 6 dobbiamo anni che parlare sbagliano di e crescono. calcio, Il se dobbiamo Catania, parlare il di Catania calcio- in fondo è al primo anno che investe per vincere questo torneo. Chiaro, e quindi- non è detto che tu investi al primo anno e vinci. Certo. Nel calcio questa Io credo che non ormai è una cosa tutti che... siamo dell'idea che il Lecce poi alla fine abbia veramente meritato di Ma vincere. sempre nel questo calcio che arriva girone. prima, dopo 10 mesi di campionato, arriva prima perché se l'è meritato. Basta vedere un tabellino delle Cioè, partite non perse c'è del altra storia, Catania, non c'è basta altra storia. vedere Ma, a volte il tabellino delle il fatto partite perse e ci non è in rendiamo conto. contraddizione col fatto che, io ripeto, secondo me come struttura il Trapani è più forte di Lecce e Catania. Il problema è che il Lecce in tema di continuità, in tema di la continuità non Tre è, partite non è un solo aspetto perse, guarda formale, che fanno direttore. I campionati classifica, si vincono con la i nervi continuità. saldi. Il Lecce c'è stato quando ci doveva essere, Bravo. ha sfruttato le occasioni E si è quando andavano si è sfruttate. ripreso quando ha riaperto un campionato stravinto. Certo. Perché questo Noi campionato parliamo era del finito- Catania, vincevano 2-0 con l'Andria Ma quando questo noi avevamo campionato era finito 2 mesi fa. Potenzialmente poi l'ha sì. riperso perché con l'Andria si è fatto l'imbarcata da solo. Ma era già sconfitta poi con la terminato. Casertana, In quella partita si che tu metteva col ricordi. 9 dal Catania, Ma in hai quella chiuso. partita che tu ricordi era già terminato. Vabbè, questo vuol dire che No, ma sono d'accordo, il un Lecce ha po' i meritato. nostri tifosi così hanno potuto sognare. Adesso non c'è da sognare, c'è soltanto da mettere i piedi per terra. Il tifoso si deve tranquillizzare e aiutare la squadra per quello che può competere e sperare a questo punto negli accoppiamenti dei playoff, insomma, che sono come Prima o abbiamo poi però detto le squadre degli tutte altri andranno. gironi te li vai a Beh, giocare, per questo devi farne 7 a questo punto se si arriva terzi per arrivare in Serie B, e 7 partite sono veramente tante, 3 partite andate e ritorno e poi una finale secca a Pescara dove tutto può succedere. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco ritorneremo in studio. Oggi mi è piaciuta tantissimo questa chiacchierata perché è stata oculata, silenziosa e credo anche molto tecnica. A tra poco. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe me, Esclusivista per la Sicilia del marchio Mobil Fair. Infoline 336 9207 27. Bene, eccoci rientrati in studio perché insomma durante la pausa pubblicitaria si continua a parlare di calcio perché poi adesso è quasi esploso anche il calciomercato del dilettantismo siciliano perché i campionati si sono conclusi, quindi si incominciano a sentire le prime voci di spostamenti, di titoli, di allenatori, di presidenti, di speranze, di giocatori, di gente che giustamente prepara in prospettiva la nuova stagione e volendo ancora la stagione dei dilettanti non si è conclusa. Perché
perché iniziamo subito a parlare di Serie D, vi faccio vedere anche la classifica di questa penultima giornata. Domenica si giocherà l'ultimo incontro dove a questo punto Troina e Vibonese si giocheranno potenzialmente l'accesso alla Lega Pro. Entrambe le squadre, guardando la classifica, sono a 73 punti, sottolineando che il Troina giocherà a Nocera, che è terzo in classifica ed è ormai praticamente tagliato fuori dalla vetta, e mentre la Vibonese andrà a far visita alla San Cataldese. Certamente, adesso vi faccio vedere anche il turno successivo, certamente è un turno molto particolare. Sicuramente le due squadre dovranno assolutamente vincere per cercare a questo punto di giocarsi poi tutto nel big match in campo neutro, e sono due società che in un certo senso sono uguali e diverse, perché la Vibonese come tutti ben sanno, sino all'ultimo sperava nel ripescaggio doveroso nella Lega Pro già dalla scorsa stagione, e ciò non è successo, quindi con uno stesso organico ha disputato praticamente il campionato di Serie D. Il Troina, neopromosso, aveva sicuramente uno zoccolo duro, lo ha puntellato ancora di più e ha creato un giocattolo perfetto, una squadra che addirittura era arrivata a 12 punti di vantaggio dalla seconda, che può chiaramente per una questione anche nervosa ha dissipato, e a questo punto, Santo, cosa succede? Un possibile spareggio, ma rimane un campionato stratosferico del Troina. Beh, su questo c'è poco da dire, raccolgono i frutti di un ottimo lavoro già cominciato da qualche anno, hanno fatto bene in promozione vincendola, hanno fatto bene in eccellenza vincendo la Coppa Italia, che poi ha permesso di essere ripescati e di andare in Serie D, scusami. Quindi hanno continuato un lavoro veramente importante, certosino, anche perché loro lavorano molto con gli stranieri, sì, hanno moltissimi stranieri in organico. Lì i procuratori trovano un'isola felice, perché portano sempre quei 3-4 elementi quasi sconosciuti che poi Pagana prende, valorizza e possibilmente, insomma, li immette nel mercato dei professionisti. E allora c'è da dire anche che quest'anno loro sono, anzi da qualche anno, sono all'interno di una bolla di sapone che vola altissimo, e che tutto quello che trasformano e toccano si trasforma in oro, Sì. Anche perché, parliamoci in termini franchi, non credo che il Torino abbia questa qualità da poter stare primo in Serie D. Ciò non toglie che hanno fatto un grandissimo campionato, un campionato, sono arrivati all'ultima giornata a giocarsi con corazzate, sono squadre che hanno speso il quadruplo del Troina, Nocerina, Vibonese, una squadra attrezzate per fare la Lega Pro, appunto come la Vibonese, quindi grandissimo merito al Troina, sia come società che come aspetto tecnico. Detto questo, che succederà secondo te? Perché poi cosa voglio succederà? sentire anche Giuseppe Rapisano. Io ti dico la verità, io mi auguro che vincano entrambe, che poi si giocano tutto in 90 minuti. Però poi rimane l'amarezza di un'eventuale sconfitta in uno spareggio. Ma quello sarebbe lo sport, una deve vincere, una sì. deve perdere, quindi però è meglio potersela giocare in uno scontro diretto tra Vibonese e Troina, piuttosto che una delle due perdesse qualche punto. E a tal proposito vi dico la verità, la partita più impegnativa, anche se la Nocera non ha più nulla da chiedere. Sì, ma ce l'ha il Troina. Ce l'ha il Troina, sì, vai a Nocera. Infatti stavo dicendo questo, la partita più impegnativa in realtà ce l'ha il Troina, perché la San Cataldese è stata da tanto tempo, certo. ormai ha quasi staccato mentalmente. Stimoli totalmente diversi. Ma anche la Nocerina non ha nulla Nocerina che tra l'altro a Troina ha vinto. Assolutamente, ma la Nocerina è una grande squadra, stiamo parlando di una grandissima squadra. Però credo che in questa partita le motivazioni possono fare la differenza, e sperando che proprio l'inesperienza del Troina sia invece la forza del Troina. L'arma in più. Assolutamente, la spensieratezza, forse anche un po', come posso dirti, di pazzia. Ecco, quella pazzia che possa permettere di andare in un campo storico, non per la Serie D ma per la Lega Pro come Nocera, e andare a vincere questa partita. Giuseppe, certamente Troina, che è legata alla provincia di Enna, lo ricordiamo questo perché tutti sono convinti che è provincia di Catania, invece è provincia di Enna. Enna ritorna potenzialmente in Lega Pro sulla carta, ha questa grande chance, però noi che abbiamo vissuto un campionato di Lega Pro come quest'anno, adesso con grande rispetto giustamente per gli amici di Troina che ci seguono da tanto tempo, è certamente un campionato dove necessitano non soltanto impegni economici, ma anche impegni organizzativi, strutturali. Non si rischia poi
insomma, di fare un salto triplo e farsi male? Questo è il bello del calcio. Il bello del calcio che una Cenerentola può diventare principessa, nel senso che ha ragione il direttore, anche qui il Troina secondo me è una squadra che non è stata attrezzata per quasi ammazzare il campionato come in realtà poi ha fatto per gran parte per buona parte del della campionato stagione, sì. di Serie D. Io l'ho vissuto dalla parte di molti miei amici tifosi del Messina, quindi nelle retrovie questo arrancare incredibile della nuova società, l'ennesima, lì in riva allo stretto, nata dalle ceneri di un fallimento. Adesso c'è il presidente sciolto. Ci siamo accorti, mi sono accorto di questa realtà del Troina che stava andando oltre ogni immaginazione rispetto a situazioni come la Vibonese, È la stessa Nocerina. che è una società strutturata, una società strutturata da professionista. Presidente catanese, tra l'altro. Presidente Caffo, così come la Nocerina, che è una nostra vecchia conoscenza, parlo da sportivo catanese. Sì. È chiaro che non possiamo porre razionalmente dei limiti ai sogni degli sportivi. Ma ci mancherebbe, di Troina, noi quindi siamo qui per tifare Troina, ci mancherebbe. Anzi, tifiamo proprio per loro. La simpatia infatti. va per loro. È Certo. chiaro che non ci nascondiamo il fatto che conosco e ricordo il campo di Nocera Inferiore ed magari loro ci vanno con la freschezza dei neofiti, con l'incoscienza. Noi da catanesi sappiamo che significa giocare con la Nocerina. Ci abbiamo fatto 2 spareggi, uno che mi ricorda lacrime amare da ragazzo, perché lo perdemmo 2-1 e non andammo in B, e ricordo ancora le mie lacrime di quel giorno d'estate molto caldo. Invece un altro rimanemmo in Serie C, perché uno fu per salire in B, l'altro fu per non scendere nella in C2. Il Catania C. allora allenato dal compianto Bruno Pace Si giocò a Cosenza, se non ricordo male. Si vero? giocò a ricorda Cosenza, benissimo, sì. e credo che Perché ero lì, segnarono... ero piccolino, partì con mio padre, quindi No, ancora io me lo ricordo, segnarono Marini e Borghi. Adesso Sì. vado in diretta, posso essere, ricordo una roba del genere, ed erano allenati da Bruno Pace e rimanemmo in Serie C. Dico, giocare con la Nocerina, chi su, Certo, non per parlare poi, fare i prezzemolini e parlare del Catania. Dico, giocare con la Nocerina e vincere comunque a Nocera dai molossi è roba non automatica. Noi siamo qui, auguriamo notizie positive. e sono d'accordo con te che poi secondo me il compendio finale di questo campionato sarebbe quello di uno spareggio che magari potrebbe designare la squadra che merita di andare in C. Chiaro che riguardando la classifica, insomma, non trovare capoluoghi come Ragusa, come Messina anche. o Messina, In questo caso, Messina ha parlando di scontato, Serie- poi il direttore lo sa Serie C. probabilmente meglio di me, ma dico, l'ho vissuta dalla parte dei tifosi messinesi, ha scontato un inizio totalmente disastroso, dove probabilmente e possibilmente, anzi poco più che probabilmente, l'inesperienza dell'attuale presidente ha giocato. Vedremo l'anno prossimo. Vedremo come si se organizza. tra l'altro loro organizzeranno un progetto, perché hanno un allenatore niente male adesso come Modica, no? Certo. È uno zemaniano. Però attenzione, Però attenzione, bisogna perché qui entra in ma sono gioco, anche loro in fibrillazione, non meno di Catania, le notizie che ho io. Sì, ma entra in gioco adesso per la prossima stagione, qui Santo sicuramente mi darà ragione, un Città di Messina che, vincendo il campionato di eccellenza, approda in Serie D. E a questo Non si punto fanno cosa mancare succede? niente. Non si fanno mancare niente. Città di Messina, quindi quella di Sciotto, con un Città di Messina invece che con l'entusiasmo di Furnari allenatore, di nomi che hanno legato comunque anche alla fortuna delle Gia Virtus negli anni, hanno creato forse questo... come vedi? Però io ho anticipato, perché prima volevo parlare un attimo della Ciriale, vabbè, mentre ci sono ormai la domanda te l'ho fatta sul Città di Messina e Messina. Beh, non è la prima volta che queste due squadre si ritrovano all'interno Sullo stesso percorso. Come la vedo? La vedo che il Città di Messina non ha alcun seguito, non ha alcuna responsabilità, non ha alcun problema, vince o perde, sale o scende, è uguale, non la va a vedere nessuno. E quindi... Ricorda qualcosa? No, non A ricordo. Catania ricorda qualcosa? Ma non c'era molto di più di qualcuno che andava a vedere quell'Atletico, se non ricordo male, le partite importanti anche più di un paio Sì, di migliaia. sì. Quindi non è la stessa cosa, questi giocano in un campo che arriva in riva al mare, dove non c'è neanche una tribuna, non Sì, li va a vedere beh, sulla proprio carta nessuno. il prossimo anno Quindi dovrebbe è giocare un po' quantomeno al diverso solo per Celeste. questo. Però Quantomeno. però questa è una società molto seria, il Città di Messina. Sì,
È una Messina società... c'è fame di calcio. sì, però squadra Ma non che diciamo dovesse sempre la ridare solita professionalità- frase, il- fammi il di calcio, Messina- lì c'è anche forse il solamente Messina- un po' più di cash, come si suol dire, all'atto pratico, Allora, perché poi lo dobbiamo dire queste Allora, c'è una cose. grande differenza. Il Città di Messina è una società fatta da un paio di imprenditori che mettono quello che possono mettere, che investono sui giovani. Questo è un campionato che a loro è costato pochissimo, Sì. a differenza Con una squadra degli che già dall'anno squadroni. scorso- A differenza degli squadroni hanno speso meno della metà. È È vero. ovvio che in Serie D sì, puoi continuare a fare questo, però bisogna anche saperlo fare, bisogna stare attente e di sicuro non Chiaro. ti porterà a competere con Chiaro, le prime chiaro. boys. Quindi non vedo questo contrasto tra Messina e Città di Messina. Il Messina è il Messina, il Città di Messina, Messina non ha Vabbè, seguito. vedremo cosa succederà la prossima Il seguito stagione. continua ad averlo, il Certo, Messina di assolutamente. Sciocchi. È chiaro, quello è il famoso ACR che ha una Assolutamente. data molto più storica. Ritorno un secondo di nuovo in prospettiva Serie D perché volevo sentire la vostra battuta sulla Ciriale. Lo so che tocco qualcosa che magari nel vostro animo vi crea qualche piccolo fermento, però io lo devo dire, no? La Ciriale sappiamo tutti che è una realtà importante della provincia di Catania, sappiamo tutti la storicità di questa società, tu tra l'altro ci hai pure insomma lavorato. Un paio d'anni sì. Sappiamo benissimo quello che è successo, non lo voglio neanche ripetere, insomma un gruppo dirigenziale che dice una cosa, le cose stanno in un'altra maniera. Domenica scorsa Infantino qui nei nostri studi a Penalty insomma ha fatto capire che erano proprio abbandonati, quindi ci fa capire che la Serie D spesso e volentieri non è soltanto bella a vederla in alcuni momenti, è anche brutta perché ci sono dietro tanti problemi. Beh, posso dirti la verità, se ad Acireale non fanno i conti con il loro passato e con la loro mentalità, non avranno mai un calcio serio, non avranno mai un presidente Cioè serio. abbandoniamo il passato, dobbiamo dire ai tifosi e a tutti. No, ai tifosi il passato deve essere un motivo di orgoglio, non deve essere una zavorra. Ad Acireale il passato è una zavorra, perché non è un caso che nessun presidente... Non che nessun presidente serio, perché uno ce l'aveva e non l'hanno mandato via, perché se oggi si permettono di fare la Serie D è stato grazie al presidente D'Amico, ipercontestato, forse che negli ultimi anni è stato l'unico che pagava tutto, il resto li vediamo, benissimo vertenze, in che condizioni sono. casini, un presidente ogni 2 mesi, ogni 3 mesi cambiano presidente, c'è da dire che ad Acireale... Con questi presupposti non vanno Allora, a dare ad Acireale scusa. fare calcio è quasi impossibile. Quasi impossibile. Per Senti non, un po' che per non dice, dirti proprio che è impossibile, No, pur essendo la migliore piazza. Certo. Dopo Catania, Palermo e Messina. Ma questo fatto, invece di essere un vantaggio, Diventa ad un handicap Acireale- per tutti. No, è un handicap incredibile. È impossibile poter lavorare. Ad Acireale non si può lavorare. che Una è diverso. dichiarazione forte questa di Santa Ma io ci ho lavorato 4 anni, lo posso fare con... Quindi non possiamo Voglio noi- sentire quello che pensa Giuseppe. In questi casi bisogna ascoltare chi evidentemente Ha operato proprio nel conosce territorio. la realtà acese, perché il direttore sa che per quanto siamo vicinissimi parlo sempre da sportivo catanese, è chiaro che bisogna mettere mano alla realtà Chiaro. della Cireale. Mi ha colpito, ma in senso positivo, quello che la frase del direttore, insomma la Cireale deve fare i conti col suo passato, è un passato che non può tornare per 1000 ragioni. Può essere la premessa per con umiltà costruire qualcosa Cioè, bisogna avere un po' di coscienza. positivo, però Bisogna avere un po' di Ci vorrebbe un po' di umiltà. esatto, ma l'umiltà allora è quello che lei ha perfettamente ragione, quello che molte volte sui social mi sono sforzato di dire a tanti giovani tifosi del Catania, che per il solo fatto di essere Catania, imbevuti di 8 anni di Serie A, credevano che andare a Monopoli o andare È che loro sono cresciuti in Serie A, sono stati più andare fortunati di noi. invece noi l'abbiamo fatta la Serie C, andare a Molta. Castellammare di Stabia, è inutile che li È cito un'altra tutti, cosa, no? è un'altra Ma cosa. quelli sono, proprio perché ci chiamiamo Catania, ci aspettano. Chiaro. La stessa cosa ad Acireale, non è che ti chiami Acireale sei in Serie D e ti aprono le porte, perché poi tra l'altro sono realtà importanti, Chiaro, in Serie D l'abbiamo chiaro, visto, abbiamo parlato di Messina, ma non è che Vibo Valencia Scherza. O Nocera scherza. abbia qualcosa di invidiare. No, anzi, la Nocerina è uno storico avversario di tanti anni fa del Catania. C'era anche O Gela. Ma è vero, la Cireale deve Gela, fare i conti col suo passato, deve fare i conti con un calcio che è cambiato rispetto ai tempi, parliamoci chiaro, direttore, di Rino Nicolosi, cioè di quando comunque la politica poteva aiutare e lo ha fatto. Il duo Rapisarda-Barbagallo, no? Che fece Esattamente. sognare una Ma provincia quello è un'epoca facente. che Anche se l'asso di cuore rimaneva Rino Nicolosi. E Certo, esatto, attenzione, e io sì. infatti sono andato immediatamente. Diciamo che in quando quel la politica poteva contare qualcosa esatto, anche quel in passato quel calcio. non torna, ma vale per tutti, vale per Acireale, vale Sì, per sì, vale sì, per sì, chiunque.
ad Acireale, laddove vi sono stati uomini politici poi di rango nazionale che hanno aiutato Acireale addirittura ad andare in B quando Catania, il capoluogo, soffriva in Serie C. Allora, chi Perché invece... secondo me stanno in D e dovrebbero fare i conti con umiltà del proprio passato. Così come noi dobbiamo fare i conti con la nostra realtà in questo momento. Ma sotto questo aspetto posso dire che il catanese, il tifoso catanese ha fatto un salto di qualità incredibile. Certo, perché ha accettato, tra virgolette, questa cosa. Secondo me la nostra generazione sì. No, c'è uno spartiacque secondo me, no? Che è il fatidico 2 o 3 febbraio, adesso non ricordo. 2 febbraio. 2 febbraio, ricordo bene. Quello è stato lo spartiacque a Catania. È nel giorno più triste, ok, della storia. Il forse. tifoso è cambiato. La città è cambiata, la forma cambiata. mentis è cambiata. Ecco, questo cambiamento in altri posti non lo noto. Allora, dato che abbiamo parlato di piazze importanti che hanno un passato anche in Serie B, c'è una società nel girone A del campionato di eccellenza che si è comportata sicuramente molto bene, disputerà la finale playoff proprio del girone A del campionato di eccellenza contro un Dattilo della provincia di Trapani, chiaramente una società di grandi valori, con grande entusiasmo, ma rispetto ad un Licata, perché stiamo parlando del Licata, sicuramente la storia è notevolmente diversa. Un Licata che, seppur perdendo insomma, la fase nazionale della Coppa Italia, adesso si ritrova a giocare questa finale che potrebbe permettere alla squadra di Campanella di rientrare nel tourbillon delle finali nazionali, che non sono mai facili, però è anche vero che Licata forse ha avuto, rispetto a tante altre società, la voglia di ricominciare e di non legarsi poi alla fine troppo al suo passato, che è storico ed è conosciuto da tutti. È un merito. Assolutamente, anche perché hanno sofferto tanto negli ultimi anni. E poi a Licata è arrivato... Campanella? No, è arrivato anche Campanello, prima è Camarata. Prima è arrivato un presidente che poi ha permesso tutto questo sviluppo che tu stai dicendo, no? Certo. Perché è arrivato Massimino. Sì. E allora, sai, quando c'hai un presidente che può, e allora è anche giusto che la città ti si avvicini. Poi ha portato gente competente come Claudio Camarata, come il mister Campanella. Ma il calcio si deve capire che lo fanno le società. Chiaro. Se la società non è una società forte, non arriveranno mai Camarata e Campanella. Se la società è una società forte, fatta da persone serie, economicamente forti e che hanno anche e che capiscono questo lavoro, perché qui si parla di lavoro pur essendo dei dilettanti, che è una parola bruttissima, perché definire Licata e Ragusa, squadre dilettantistiche, quando ti alleni 5 volte a settimana per l'allenamento e la domenica 6 sono 6 giorni su 7, continuare a definirli dilettanti è veramente uno Questa scempio. è la cosa però, se me lo permetti, e questo lo dico sempre anche a penalty, una cosa tutta molto siciliana, no? Intendere alcune società in realtà del campionato di eccellenza e alcune addirittura anche di promozione come società modello anche dal punto di vista organizzativo in prospettiva professionistica è un po' sbagliata, perché mentre noi abbiamo la cultura di far capire che queste società devono invece avere un determinato meccanismo di professionismo, superato lo stretto abbondantemente, questa mentalità non c'è, è da dopo lavoro. Ma il problema è diverso. Se io faccio l'eccellenza in Piemonte e in 100 km quadrati ho 3 Serie A, 7 Serie B e 14 Serie C. Pensi che sia questa la risposta a tutto? Ma se tu calcoli che nella nostra regione abbiamo solo 3 squadre professionisti, il resto sono, anzi 4, ok, il resto sono tutti dilettantisti. E quindi questo è parli di centri importantissimi. Messina è un centro, è una squadra che un paio d'anni fa faceva la Serie A e a grandissimi livelli, quindi è ovvio che un po' del nostro ce lo mettiamo però. Sì, ma quello torniamo al discorso di prima. Se noi siamo così in basso è perché noi siamo scarsi, senza doverci nascondere. Quindi... Bene, veloce un pronostico su Licata Dattilo, si gioca a Licata chiaramente? No, non si gioca a Licata, si gioca a Biancavilla. Scusa, hai ragione, perché sì, è la finale playoff. Chiedo scusa. Campo neutro del Licata. Onestamente penso che il Licata, forte anche dei 2 risultati e della mentalità e dell'allenatore che c'ha, difficilmente possa steccare questa partita. Mentre invece l'altro incontro, Città di Scordia con il Sant'Agata Città di Scordia, onestamente io vedo, partiamo dal presupposto che sono 2 grandi squadre, va bene? Però che hanno un modo completamente diverso di affrontare il calcio. Il Sant'Agata è una squadra propositiva
che fa dei 3 attaccanti e del centrocampo e della velocità di esecuzione le armi migliori. Lo Scordia, che ha un grande allenatore come pensa bene, è una squadra molto più quadrata tatticamente e soprattutto a livello difensivo. Squadra di categoria proprio. Squadra di categoria, sì, molto di categoria. Il problema sarà che lo Scordia questa volta, a differenza delle ultime gare dove si è potuto solo difendere, dovrà andare a vincere a Sant'Agata e cambia il mondo in questa storia. È un allenatore che generalmente stecca poco queste partite importanti. Ma stiamo parlando di 2 grandissimi allenatori, Infatti, due allenatori importanti certo. in categoria. Ribadisco, la differenza tra le partite che ha svolto fino adesso lo Scordia è che nelle altre partite si è potuto giocare per 2 risultati. Adesso invece deve assolutamente andare a vincere. E andare a vincere è un'altra storia. Allora abbiamo pochi minuti, però un minuto lo voglio dedicare ancora ad una squadra messinese e ad una squadra ragusana, ovvero Terme Vigliatore, che giocherà la finale contro il Santa Croce. La vincente andrà in eccellenza, questa è la finale playoff. Terme Vigliatore che ha un'impostazione tecnica di grande qualità, perché ha preso un sacco di giocatori che hanno già militato in campionati molto più importanti. Credo che sarà una brutta gatta da pelare per l'amico Lucenti del Santa Croce, battuta per Santa. Ma guarda, la partita si svolgerà a Mascalucia. Sì, si giocherà nella provincia di Catania. Vicino casa. Io invece vorrei porre attenzione, un focus sulle squadre messinesi. Perché stanno vincendo sempre le messinesi? E perché hanno voglia di giocare? Non è vero. Di investire? Assolutamente no. Sapete perché le messinesi ci stanno sovrastando in tutto? Perché? Perché già da 12 anni fa hanno cominciato ad investire sui sintetici. Loro Bravo, hanno tutti i sintetici, noi non giusto. abbiamo neanche i campi. Quindi giocatori catanesi della provincia non ce ne sono più a queste categorie, sono vero. scomparsi, adesso sono tutti i giocatori messinesi più forti. È Ma vero. già 10 anni fa a Glaglia di Piraino trovavi il campo in sintetico, Sì. a Capodorlando trovavi il campo in sintetico, noi ancora abbiamo i campi in terra dove non abbiamo neanche le Non tribune. nel caso del Terme Vigliatore, che giustamente Ecco perché, giocava in un campo... allora, guarda il girone C di promozione, prima, seconda e terza, Sì, guardiamo sì. l'eccellenza, Sì, prima, sì. prima, seconda e quarta. E quarta, quindi- E quinta, scusami, 3 su 5. 3 su 5 Camaro, chiaro, è logico. Sì, Mentre una volta le messinesi ti posso garantire che non concorrevano mai per vincere. Insomma, sarà una domenica molto impegnativa con questi playoff del campionato di eccellenza, con quest'ultima giornata del campionato di Serie D e anche in quest'ultima giornata di Lega Pro, dove il Catania giocherà contro il Rende, cercando di agganciare proprio all'ultimo istante questo benedetto secondo posto che permetterebbe alla squadra di Lucarelli, come tutti ben sanno, di evitare un turno eliminatorio, quindi da 7 diventerebbero 5 le partite da giocare per arrivare verso questa fatidica Serie B. Allora, siamo in chiusura, battuta con Giuseppe, pronostico per la partita contro il Rende, e se hai modo in 20 secondi di dirmi a questo punto se il Catania, andando a giocare i playoff, ha buone chance di continuare il suo percorso. Da quello ce lo auguriamo di cuore. Intanto battiamo il Rende. Intanto battiamo il Rende. Viviamo partita per partita, se poi sono 7 o 5 lo scopriremo non più tardi di domenica pomeriggio. Io quello che posso invitare tutti dalla società, alla squadra, a Lucarelli, ai tifosi, è quello di, qualunque sia l'esito del campionato, secondi o terzi, di resettare tutto, ricompattarci e provare a farceli, e provare a giocarceli questi playoff, perché dichiarazioni finali o dichiarazioni iniziali di Lucarelli, noi siamo il Catania, abbiamo il dovere comunque fino all'ultimo di provare a ritornare in Serie B. Chiaro. Credo che a questo punto sia giusto confermare quello che ha detto Giuseppe, giocarsi tutto con un'intensità e una voglia di dimostrare che Catania è una piazza importante. Santo, per chiudere. C'è poco da dimostrare che il Catania sia... La storia la conoscono tutti. Proviamoci. Però ecco, proviamoci pur sapendo che qualora non ci si riesce è solo il primo anno che ci stiamo provando. Bene. Attenzione, Vuol dire che il non prossimo per potrebbe forza anche essere doveva essere il quello primo giusto. anno vittoria. Giusto. Il Catania per il primo anno finalmente sta tornando a lottare per. Ha E non lo ragione, facciamo direttore, più da un può po'. piacere o meno, ma dopo anni totalmente sfasati. L'idea di rifare un altro campionato di Sì, Lega Ettore, Pro... ma ha ragione il direttore. Possiamo strapparci le però- vesti, ma indietro non ci possiamo però l'anno tornare. prossimo Noi abbiamo avremo fatto una base 3-4 di anni di non calcio, Però- anzi di sfacelo. Però Quindi- qualora così fosse, speriamo di no,
la base di partenza sarà molto più alta di quella di 12 mesi fa e magari questa volta non ce lo giocheremo fino all'ultimo, Certo. l'avremmo vinto, magari lo vinceremo Intanto prima. proviamo a fare Saremo qui lunedì pomeriggio per capire a questo punto il quadro definitivo della Lega Pro e anche chiaramente con i risultati del calcio dilettantistico quali sono state le squadre che la prossima stagione gioiranno in una nuova categoria e quelle che purtroppo piangeranno e saranno costrette a rimanere un altro anno in sofferenza. Comunque noi chiudiamo qui la puntata odierna di Penalty Play, ringrazio il direttore sportivo Santo Palma, Grazie a cui a non voi. faccio la domanda classica dove sarà la prossima stagione perché ce lo dirà prestissimo anche a Penalty, e saluto invece anche Giuseppe Rapisarda che rivedremo naturalmente fra 7 giorni per parlare a questo punto in prospettiva playoff. Grazie a tutti, come al solito ringrazio regia Andrea Salerno e Roberto Di Marco, staff tecnico coordinato da Giuseppe Giuffrida, appuntamento naturalmente non a domani perché domani ci riposiamo, a domenica a partire dalle 19 con il consueto appuntamento settimanale di Penalty, mentre Penalty Play ritornerà puntuale lunedì alle 14:30. Grazie a tutti. La vita è un soffio, corre come il vento. C'è un campo verde ed io non so spiegarti come. Il tempo vola, si vince o si perde, ma tu fremi e vuoi giocare. Mi insegni che la vita la posso amare anch'io, è la mia partita e so per chi ti fare amore mio, vinci per me. Tu che sai come fare, corri per me. Tu che sai dove andare, sei il campione della vita. E se tutto è un campionato, con la strada in salita, non ci manca il fiato, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Perché vincere è la ragione per cui tu sei nato. Vinci per me, tu che sai come fare, perché vincere è la ragione per cui tu sei nato.